Fischia, vai. A posto. Dobbiamo mangiare un boccone, siete giusti? Sì. Arrivo subito. No, sono a posto così. Ah, magari una bottiglietta d'acqua, grazie. Allora, intanto buonasera a tutti, spero che l'audio vi arrivi. Purtroppo ho piovuto fino a mezz'ora fa, quindi siamo rimasti un po' indietro con la preparazione dell'attrezzatura. È iniziato adesso il terzo memorial di Igor Tortone. Io sono Alberto Molosano, a breve avrò al mio fianco Fabio Mellano e è iniziata adesso la finale che vede la coppia Barbero-Barbero che sta andando a punto contro l'Erda in maglia bianca. Barbero riesce a prendere il punto. Purtroppo fino a mezz'ora fa ha piovuto incessantemente per circa un paio di ore, tant'è che le semifinali si sono svolte sotto la pioggia non battente, poi dopo ha piovuto un po' di più. È stato fatto anche un minuto di silenzio sempre in memoria di Diego. Ora vediamo l'Erda alla bocciata. Fallisce. E speriamo che il tempo ci lasci vivere, perché io ogni tanto sento delle gocce e sapete che l'attrezzatura non va molto d'accordo con la pioggia.
Nuovamente l'Arda imbocciata. Formazione di Larda che scusate, non avevo messo la telecamera. Formazione di Larda che in semifinale ha battuto Nare Simone. Erano sull'8 pari e poi ho visto che si sono dati la mano, avranno vinto immagino 9-8, partita molto molto combattuta. Io non ho visto Nare sbagliare una sola boccia e nemmeno l'Erda, hanno giocato molto molto bene. L'altra semifinale invece è leggermente più sul velluto per la coppia composta da Barbero. Che ha battuto Claudio Fiorito e il puntatore non mi ricordo il nome, formazione quella di Savigliano, della Saviglianese. Tra l'altro gara che ha visto in lizza Daniele Grosso che ha perso la prima, Grattapaglia, Manolino, c'era Daniele Micheletti ha perso per andare in semifinale. Diciamo una bella gara. Adesso è il terzo anno che riprendiamo questa diretta streaming. Il prossimo anno verrà richiesta al Comitato Tecnico Nazionale di far diventare questa gara nazionale a coppie. Tanto non riesce a prendere il punto, sta corto leggermente di un 10 cm. Boccia del punto è a circa 60, leggermente sulla sinistra, 60 davanti al pallino, quindi vanno nuovamente a punto. E nel frattempo vi chiedo scusa se il mio commento non sarà dei migliori, neanche la regia. Un anno fa, proprio durante questa gara, davo l'addio alle dirette streaming. Confermo il mio addio alle dirette streaming, ma come sapete, dico, Tortone è stato un mio compagno di squadra, un ragazzo prematuramente scomparso, e io non ho saputo dire di no alla richiesta di Fabio Mellano e quindi ho dovuto temporeggiare, ho dovuto sospendere questo mio addio alle dirette streaming proprio in occasione di questa gara, però rimane sempre un addio perché non è mia intenzione continuare a fare le dirette streaming. Tanto seguiamo la bocciata di Lerda. Parlo piano perché siamo a bordo campo, quindi potrei disturbare i giocatori. Colpisce. Quindi è un anno che non uso l'attrezzatura di boccia in volo, ormai è di proprietà di Daniele Besiano, che saluto. Eccolo qua, grazie. È arrivato il mio fido commentatore, il nostro Fabio Mellano, che non è da confondere con Fabione. Prova un po' a parlare così sentiamo se ci sei. Buonasera a tutti. Ci sei. Ci sono? Sì. Ecco Barbero che gioca a punto e lo prende. Rimangono due bocce in mano. No, ma neanche tu. Dà fastidio. No, è più bello. Ah sì? Sì. Lo so che dà fastidio. Io non me ne accorgo. Allora, metti solo il microfono leggermente più avanti, perché altrimenti poi le cavolate che dici non le sente nessuno. Aspetta, faccio anche il preparatore. No, allora si gira la cuffia. Anche perché io di cazzate ne dico tante. Sì. Infatti queste qua sono le dirette più belle. Improvvisate. Voi credete che io e lui ci metteremo d'accordo, invece no. No, noi siamo sempre così. Io sono l'unico che riesce a convincere Alberto a fare una diretta. È quello che stavo dicendo prima. Avevo dato la dia alle dirette, arrivi tu col tuo bel messaggino. Ma io sono molto persuasivo.
Mi ricordi il nome del puntatore di Lerda? Di Lerda, Chino. Chino. Di stranome, di nome, il cognome non mi sfugge in questo momento. Intanto vediamo Enrico Alla bocciata. la bocciata, l'ultima boccia. Se colpisce porta a casa la cucita. Mi pagherà 2, colpendone sì. la sua. Colpito la sua e quindi mi sa che ne pagherà 2, se non no, solo 2, perché il punto era in terra, no, solo 2. 2-0 quindi per la coppia Lerda-Chino. Ho chiesto scusa ai quelli che da casa ci seguono, che ha piovuto fino a Sì, ha piovuto prima, fino a un quarto d'ora fa e quindi siamo stati un po' impossibilitati di iniziare. Ho fatto un po' di corsa perché non si sapeva se si giocava dentro o fuori. L'intenzione era di giocare fuori. Allora abbiamo aspettato ancora un quarto d'ora, 20 minuti e poi abbiamo piazzato il tutto. Tra l'altro devo mettere a posto l'ora, 1 ora e 33, adesso se gioco 1 ora e 45. Mentre che Albi sta impostando, stava impostando l'ora il timer, e tutto, sì. Vediamo Chino all'accosto con un'ottima boccia e subito Barbero che si appresta alla bocciata. Colpita. I Barbero perché società giocano? Così intanto lo diciamo. Il Barbero per la Marenese. Marenese di Marene contro l'Enviese di Lerda Chino. La Marenese che tra l'altro è la sua società di nascita. Quindi 2-0, l'avevamo detto giusto. Vediamo Mauro Barbero all'accosto su una boccia di 50 dietro di Vittorio Chino. Boccia ben scagliata, ben tirata. Bravissimo. E G. sì, perfetto. Mentre si appresta alla bocciata Gualtiero Lerda, neopromosso in categoria A dall'anno prossimo. Sì.
Sempre se sono definitive, qua mi permetto la battuta visto le critiche che ci sono state per Per le nuove sì, promozioni. per le promozioni e retrocessioni che ci sono state. Non sto a tediare i telespettatori da casa, ci sono state un po' di critiche, ci sono stati anche degli errori, il sistema di calcolo era complesso, i dati caricati sul VSM non erano proprio del tutto completi e qualche errorino c'è stato. C'è qualche variazione di punti su Probabilmente molti giocatori. c'è qualche variazione di punti, anche se abbiamo già fatto un sommario controllo, non vanno a incidere sulle promozioni e retrocessioni, però il controllo comunque è dovuto e saranno pubblicate definitivamente a fine agosto, inizio settembre. Nel frattempo vediamo Barbero Mauro di nuovo all'accosto, un'altra ottima boccia. Oggi comunque, come anche gli altri anni passati, c'è stato un ottimo livello di gioco. Molte coppie si sono giocate, molte partite si sono giocate fino all'ultima boccia, è stata una bella giornata di bocce. Sì, poi ho ricordato anche i nomi. Sì, oggi c'erano tantissimi giocatori di spicco, i vari Nari, Grattapaglia, Manolino, Grosso, Micheletti, Barbero che è in finale, Rossato, o ne ho visti altri, molti non mi altri. vengono in mente, ma c'erano molti giocatori di spicco e questo fa piacere perché vuol dire che la gara è sentita, che la gente viene a giocare volentieri perché è ben organizzata, cioè se posso farmi tra virgolette un complimento, e questo mi fa molto piacere perché con tanti giocatori di quel calibro la gara è ovviamente più bella. sono quelle gare organizzate così per la passione, ma anche per il ricordo di Diego Tortone, che alla fine è quello che ti ha spinto a fare la gara. Poi Certo. sono quelle gare che poi se hai la fortuna e tutto di imbroccare poi come il sempre, periodo giusto. come sempre se la gente vede l'impegno di una persona bene o male, fortunatamente in quello riusciamo ancora a dargli merito, di una persona, di tante persone, perché non è solo una persona, di tanti. Vabbè, tu sei quello che l'ha voluta, sei quello con cui si sbatte a cercare gli sponsor, si sbatte a cercare i giocatori. No, i giocatori oramai Che vengono poi, da sé, sì, certo, adesso è il terzo anno, sì. ed è una bella soddisfazione. Nel mentre comunque vediamo Barbero all'accosto dopo una boccia non ben giocata da suo padre Mauro. In balla la In balla la sua sua corta. e non prenderà perché sono No. tutte e due troppo corte. Oltre a questo ricordiamo anche il folto pubblico di oggi perché devo dire che c'era di nuovo un sacco di gente, veramente tanta, e stasera la finale, nonostante sia una finale che come sempre alle finali la sera la gente, il pubblico è sempre un po' più restio a uscire. Va detto anche che è pieno di feste di paese qua nella Certo, zona, quindi certo. ogni paese adesso fanno i fuochi d'artificio. Quindi devo dire che sono di nuovo molto, e le molto mogli contento. vogliono che i mariti li portano a vedere i fuochi o a ballare. La tua magari era una di queste. Lasciamo perdere. Io aspetto che arrivi a Saluzzo, la festa patronale così. Nel mentre abbiamo visto di nuovo Barbero all'accosto con una boccia ben giocata, forse leggermente corta per fare suo il punto, anzi Sì. per farne due. Per farne due, perché ha imballato bene. Uno c'è di sicuro, adesso stanno Sì, misurando adesso sta il secondo. misurando il secondo. È entrata o non è entrata? Non ho capito.
tutti gli anni che la commento, adesso è il terzo anno, la gente mi dice che vado una volta peggio. Il primo anno ero andato discretamente bene e poi mi dicono che vado impeggiorando. Io cerco di fare del mio meglio. No, ma sai qual è il Scusatemi, problema? Il problema è che il primo anno io ero ancora fresco di commenti e quindi ti aiutavo mi davi molto. una mano. Ti davo Adesso una mano. invece Adesso io che sto... mi lasci da solo. Adesso io ti lascio da solo. E capisco che non è facile commentare una partita. Dopo qualche cavolata, adesso seguiamo la bocciata di Gualtiero Lerda. Bocciata perfetta, Colpisce entrambe. colpisce entrambe, leva 2 punti e permette a Chino l'accosto per aggiungere il secondo. Sì, perché l'ultima boccia che rimane potrebbe di nuovo portare a casa altri 2 punti. E portarsi sul parziale di 4-0. Esatto. Ecco, con la matematica vai bene. Con il resto, con le parole ci aggiustiamo, facciamo quel che possiamo. No, questa diretta qua a me è sempre piaciuta perché poi alla fine siamo io e lui che siamo amici, abbiamo giocato insieme, abbiamo fatto la staffetta insieme. Siamo genuini. Siamo genuini, siamo terra a terra e la prendiamo anche come uno scherzo questa Sì, diretta. certo. Noi lo facciamo al più per dare la possibilità, cioè per dare un po' di visibilità a questa gara. Sì, che ricordavo che il prossimo anno, se Dio vuole, Potrebbe essere nazionale. Potrebbe essere nazionale. La richiesta verrà fatta. E si spera, dato che oramai 2. è già 3 anni che la gara è sempre piena, anzi con parecchie esclusioni, e questo da una parte fa piacere, dall'altra dispiace per il negare alla gente di poter venire a giocare. Io stesso, a me che faccio semplicemente la diretta streaming, la gente telefonava dicendo come faccio a iscrivermi? E allora io gli davo il tuo numero, comunque li avvertivo dicendo guardate che è chiusa a 64 per motivi di tempo, per la tempistica. Per la tempistica, non tanto per il... No, per non, i campi, non tanto per i campi o per le risorse, eccetera. Ecco, ricordiamo a casa quanti campi ci sono in questa bocciofila. In questa bocciofila esterni ci sono 24, no, scusatemi, ci sono 27 campi totali, no, 29 campi totali, quindi 21 esterni e 8 interni. Pensate, e tra l'altro ce ne sono da petanche. Anche. Ok. Una volta c'erano di più, ma poi sono stati presi dei campi per la petanca. Sì. Penso che, io non lo so, Ciao. se in altre bocciofile ci sono così tanti campi. No, oltre a 21 campi esterni, signori, giusto per ricordare che se le due società Vitanova e Saviglianese che hanno questi campi si mettono insieme, come era già successo in passato, diventa la società con più campi e più cartellinati, non più cartellinati, più tesserati, credo, del Piemonte, non solo, forse. È una società in cui altro che campionati italiani possono essere fatti. Qua viene fatta la Coppa Europa e già sono stati fatti diversi campionati italiani. Sono stati anche fatti gli europei anni addietro. Con Pautassi medaglia d'oro. Sì. Pautassi medaglia d'oro, sì. Mi sembra. Sì. Lussemburgo di Gillet. Medaglia d'oro nel tiro tecnico. Adesso fatele ricordare tutti, però quello lì me lo ricordo. Io mi ricordo il pallino colpito da Pautassi. Anche. Altri non me ne vengono in mente. Comunque, no, Pautassi l'aveva sbagliato il pallino. Non mi ricordo. No, è un altro mondiale che aveva sbagliato il pallino. Non mi ricordo, questo qua è l'europeo, mi ricordo che era medaglia d'oro. Sì, l'europeo era una medaglia d'oro, era sicuro. Nel 2006, se non mi sbaglio. 11 anni. Comunque è una società che non ha nulla da invidiare sia per i campi interni che ne ha 8, sia per i campi esterni che ne ha 21, avete capito bene. In più gioca anche nella petanque. Neopromossa in categoria. Hai fatto bene a ricordarlo. Poi forse ci sarà la rinuncia per problemi tecnici e dei giocatori, mancanza di giocatori, eccetera. Nel frattempo abbiamo visto Vittorio Chino all'accosto con un'ottima boccia, Barbero con una bocciata stata in quadro. Adesso un'altra bella boccia di Vittorio Chino a circa 40 cm da pallino, leggermente laterale.
La coppia Barbero-Barbero decide di accostare. Padre e figlio. Sì, padre e figlio. No, magari dalle telecamere non si riesce a capire, ma si La assomigliano, somiglianza è parecchio. è palese. Comunque, tornando al discorso del commento, alla fine non è che conta essere... Boccia, scusami Albi, boccia ben scagliata da Barbero che prende. Non conta essere... avere l'addizione giusta o... Conta saper prendere i telespettatori e secondo me certo. noi li facciamo ridere, Assolutamente. quindi va bene. Io volevo dire una cosa un po' più seria, volevo dire che volevo anche farti un complimento, dire che tu, essendo un giocatore di livello, Livello altissimo. conosci bene il gioco, le strategie, le regole, e anche se questo non ti basta per essere I giocatori proprio il giocatore più forte del mondo, I giocatori di livello sono altri, comunque. tu hai una bocciata alta, molto di livello. Sì, Una molto volta, di- ce l'hai ancora alta. Mm, Ieri mi ha detto, ma spero di essere in finale. io spero sempre, tutti gli anni quando inizio, poi mi fermo. E tutti gli anni che mi dice, ma no, non riesco a commentare perché poi alla fine se vado in finale. No, non è vero, non ho mai detto. Io ti chiedo sempre perché so che alla fine sono sempre qua a commentare con te. Anzi, addirittura tu mi mandato No, un ma messaggio, mangiamo tu mi cena hai insieme sì. e facciamo l'aperitivo. Sì, tutto. Cioè, hai giocato stamattina? Sì, ho perso la seconda prima di pranzo con categoria A Beppe Ballario, un giocatore della zona, un bel giocatore. No, ma è conosciuto. È conosciuto anche a livello, vabbè, magari non nazionale, comunque un giocatore... Di livello. Sì, ogni tanto le sue belle pulse le vince. Sì, è un bel giocatore. Oltre a quello è anche un mio caro amico. Quindi Che non guasta mai, soprattutto in questo periodo. mai. Dove si riscoprisse un po' del piacere di... Nel frattempo abbiamo visto Gualtiero Lerda alla bocciata con una bellissima bocciata sola. Ho visto la semifinale, forse ho sbagliato l'ultima boccia, la penultima bocciata. Abbiamo visto una partita di livello altissimo in semifinale. Nari con non l'ho visto sbagliare. Nari ha sprecato un paio di bocce a punto e ha sbagliato una bocciata, ok, dove voilà. Gualtiero Lerda ha sbagliato una sola bocciata. Io ho visto sbagliare una sola bocciata e una che l'ha spizzicata male, colpita, e comunque è riuscita a vincere, mi sembra 9-8, perché erano solo 8 pari. Sì, è stata una bellissima partita. Sì, hai voglia? Anch'io, grazie. Sì, normale. Ne approfitto anch'io per prendere un caffè. E voilà. Comunque, ridendo e scherzando, io e te alla fine siamo sempre qui. Questo vuol dire che è andato tutto bene, perché anni addietro mi avevi detto che Bocci in Volo poteva chiudere, anni addietro, cioè l'anno scorso. Quindi vuol dire che alla fine è andata abbastanza bene. Avremmo chiuso non per il seguito che abbiamo, ma diciamo per protesta. Lo so. E poi invece, come tutti sanno, la nostra piccola soddisfazione di vedere almeno in parte un po' di cambiamento c'è stata dopo 24 anni di Era Rizzoli, e ora si sta lavorando in alcuni settori anche molto bene, in altri abbiamo un po' di difficoltà, un po' perché la gente è nuova. Quindi il cambiamento vuol dire anche accettare che la gente magari commetta degli errori o pecchi di inesperienza, però si sta lavorando, l'intenzione è quella di fare veramente veramente bene. Ci sono degli ottimi elementi, a partire dal presidente, a partire dal suo staff di consiglieri, a scendere nei vari comitati regionali e provinciali. Molti li ho non scelti, ma li ho proposti io, molti personaggi, e devo dire che si sta lavorando molto molto bene. Purtroppo ci stiamo beccando tutte le critiche, anche acide, anche tantissime falsità messe in giro sui social network,
molte invidie da parte di chi magari si è sentito escluso o di chi ha perso le elezioni. Tutte cose da mettere, che avevamo messo sul piatto e sapevamo che sarebbe stata dura. Esatto, si sta tentando di cambiare, ma più che cambiare regolamenti, virgole sui regolamenti e piccole cose che alla fine si sta tentando di riportare i giovani alle bocce. Questo è il nostro primo obiettivo. Se tra 4 anni non avremo fatto un passo di miglioramento da quel punto di vista lì, possiamo dire di aver fallito. È una scalata veramente ardua, sì. Quella. Si è partito subito nel controllare i conti. Prima cosa, il presidente Marco Giunio De Santis, la primissima cosa da quando si è insediato nella federazione di Roma, ha messo a soqquadro totalmente tutte le regole, tutte le abitudini, tutti i contratti, le collaborazioni in essere. Ha iniziato a spulciare ogni singolo conto, ogni singola sponsorizzazione, ogni singola entrata e ogni singola uscita, e qua si è già perso un paio di mesi. Delineato questo quadro, si è potuto programmare gli obiettivi a breve subito si è dovuto programmare gli obiettivi a breve termine, il campionato, alcune nuove regole. Dovevamo fare i conti con i vecchi regolamenti e nel frattempo già impostarne di nuovi quando ancora non avevamo ancora neanche le idee chiare. Diciamo che la vera svolta no, ma il vero senso del nostro lavoro sarà probabilmente tra 1 anno e mezzo, 2. L'obiettivo comunque è quello, riportare i giovani, perché senza ricambio del generazionale non andiamo da nessuna parte. Nel frattempo riprendiamo il commento. Sì, riprendiamo il commento tecnico, perché non volevo assolutamente parlare di questo argomento. Leggermente corta. Io non ne ho parlato, sei tu che ne hai parlato. Ti è uscito. Mi è uscito. Ma va bene. Beh, è stata una campagna lunga e sofferta, una campagna elettorale lunga e sofferta. Io per primo ne sono uscito stremato da quella campagna elettorale, vuoi anche per i toni accesi, ma vuoi anche per il lavoro che abbiamo fatto. Anche perché ricordiamo che comunque il lavoro fatto, cioè, non è retribuito. No, assolutamente. È tutto lavoro di volontariato. Assolutamente, anzi, ci ho tirato fuori dei soldi a seguire la campagna elettorale di giugno di Claudio Vittino nel regionale Piemonte. Tanto Barbero anche lui non aggiunge. Entra, non aggiunge, quindi il parziale si porta sul 4-1 in favore della coppia Lerda-Chino. No, assolutamente non retribuito, ma poi i toni accesi dell'ultimo periodo lasciano il segno. Io più volte ho voluto quasi mollare, e ancora dopo, anche a elezioni vinte, avevo intenzione di mollare. Poi ti fai forza l'un con l'altro, crei gruppo, scopri le qualità di alcune persone, ne conosci altre e ti spinge ad andare avanti, ti fai forza l'un con l'altro, perché il periodo adesso è molto molto difficile, non viene persa occasione per screditarci. Accettiamo le critiche, che sono sempre ben accette, come abbiamo sempre detto, le falsità no, e quelle purtroppo segnano, fanno male, soprattutto quando uno è onesto. Certo. Nel frattempo vediamo Mauro Barbero all'accosto. Pallino nel set quasi nel set dell'ultima riga, una boccia ben scagliata, sì, da Barbero, 50 che si piazza davanti, 45-50 davanti a Pallino. Come tutti gli anni ricordo e chiedo scusa ai telespettatori della mia mancanza di professionalità e
e di, tra virgolette, capacità nel commento. No, ma non è importante quello. E ringrazio chiunque sia collegato e la stia seguendo. Quello sì, sicuramente. Gli utenti collegati vanno ringraziati uno a uno. Bravo Kino. Mentre vediamo Kino all'accosto con una boccia perfetta. Passa leggermente sotto, si piazza davanti al pallino. Una boccia a 4 dita da pallino perfetta da bocciare. Quindi Barbero subito in bocciata. No, ma comunque riferendomi al commento, volevo già dirlo prima, comunque conta le immagini sono importanti, ma trasmettere il senso del gioco a casa è quello molto molto importante. E tu su quello ci riesci molto bene. Ringrazio. Io ho più che dire colpita, bocciata e sbagliata, non so dire. Una bocciata leggermente lunga di Barbero che infatti adesso la mia professionale boccia sbagliata. Nonostante la frenata non riesce a colpirla. Bocciata lunga di un dito. Ovviamente ripeterà la bocciata a un punto imprendibile. Infatti lo rivediamo andare verso fondo campo ed apprestarsi di nuovo alla bocciata. Colpita. Bella bocciata. Ricordiamo oltretutto che questa gara è il prossimo anno, che sia nazionale o meno è ancora da vedere, purtroppo no, però perché per vari motivi, per varie cose la richiesta verrà fatta di sicuro. Quest'anno di sicuro verrà fatta, allora, posso garantirvelo. Il calendario è molto molto fit in questo quindi periodo, è molto difficile, molto ma la richiesta verrà fatta di sicuro e si spera che si spera che il peso di questa gara qua, dopo vari anni di successo, possa essere leggermente superiore a anni addietro che si voleva o si provava a chiedere per fare la richiesta e tutti il 90% della gente ci diceva: ma no, non fatela, tanto non ve la daranno, oppure fatela pure, ma tanto è come fare un buco nell'acqua perché è impossibile che ve la diano. Si spera che dopo un anno, il primo anno magari è fortuna, il secondo magari è di nuovo fortuna, il terzo forse è perché qualcosa un po' di più della fortuna, e quindi si spera che sia anche qualcos'altro. Mentre vediamo Barbero alla bocciata, pallino salvezza, colpito, no? Ho detto una cavolata, credevo avesse segnato pallino salvezza, invece ha segnato solo la boccia. In ogni caso colpisce la boccia segnata. Mi hanno subito redarguito. Che è successo? Avevo detto che la Vitanova non era iscritta al campionato, cioè non è che non si era iscritta al campionato di Petanque, che poteva avere qualche problema eccetera, invece mi hanno subito mandato un messaggio di smentita che invece la Vitanova è regolarmente iscritta al prossimo campionato di categoria di Petanque, quindi ho già detto un'altra cavolata oltre a tutte le altre che ho detto. Benissimo. Quindi niente, aggiungete alla lista delle cavolate di stasera e sperate che smetta veramente di fare dirette stream, altrimenti il prossimo anno ne dico delle altre. Vediamo di nuovo Kino all'accosto, un'altra ottima boccia sembra. Sì, sembra corta stavolta, infatti si ferma, leggermente si appoggia corta, proprio solo. Leggermente corta, ha imballato la boccia di Barbero, corta. Tra l'altro leggo sulla borsa che si chiama, c'è proprio scritto Kino. Magari è proprio il cognome, Kino. No, il nome e il cognome è Kino, Vittorio okay. Kino. Giocatore della Enviese. Sì, della Enviese. Grazie. Scusa.
Vediamo Telo Lerda alla bocciata nel frattempo. Cercherà di toglierla sola, no, non credo. 3 bocce contro 2. Boccetta perfetta. La sua rimane lì. fa il cosiddetto in gergo sportivo cic-ciac e rimane a 1 metro. La formazione dell'Enviese di Chino e Lerda in boccia, quindi ha fatto gioco, come si suol dire. Vediamo Barbero all'accosto. Questa boccia che corre tutto lungo il No, ma filo. sembra ben giocata. Leggermente più Ben larga, giocata, però prende. leggermente un pelo più larga, ma tanto Telo si presterà alla bocciata. Sì, sì. In ogni caso va a bocciare Lerda. Che se ne colpirà 2 fisse porterà a casa la cucita. Ah, e poi perdonatemi anche per il mio gergo boccistico leggermente piemontese, un po' tanto, come si suol dire. Beh, se c'è qualcuno dell'est all'ascolto, magari. Mi dice, mi può far sapere come si dice. No, ma sono abituato alle nostre dirette di bocce in volo, quindi. Vediamo Lerda alla bocciata. Leggermente storta. Si dispera, probabilmente la vedeva. Adesso la situazione si ribalta a favore più invece bella. della Marenese. Sì. Adesso passa in boccia la Maranese. Vediamo Lerda cosa decide. Molto probabilmente andrà all'accosto. Vai. Alberto nel frattempo mi ha lasciato da solo al commento. Vediamo Lerda che si appresta all'accosto. Boccia che sembra ben scagliata. Ha toccato un po' troppo il pallino, vero? O è buona? Dice buona. Ha toccato pallino, ma non ha fatto fare 50. 45. Ha trascinato il pallino per Sì. 45. Tant'è che lui ha detto lascialo. Sì, Lascialo. in piemontese ha detto lascialo, perché era una boccia che comunque anche se non toccava pallino molto prendeva, molto probabilmente, così è diventata imprendibile. E Mauro Barbero è obbligato ad andare alla bocciata. Vediamo Padre Barbero alla bocciata. Leggermente storta. Quindi un punto per la formazione dell'Enviese, che si porta sul 5-1. Oltre a questo, in più vorrei ringraziare, oltre agli sponsor che sono necessari per la riuscita della gara, vorrei ringraziare sempre l'associazione Admo di Savigliano. Sì, che tra l'altro la vedete inquadrata. L'associazione donatori di Middle Loss, che tutti gli anni comunque dà il suo contributo. Sì, cioè è sempre presente, c'è sempre qualcuno. Anni addietro mi hanno addirittura, lo scorso anno mi hanno addirittura chiesto se potevano mettere qua uno stand dell'anno con controlli con prelievi del sangue, eccetera, per
per il midollo osseo tutto serve, tutto fa per la ricerca, e li ringrazio. Poi ringrazio la CRS di Savigliano, la Fondazione CRS Cassa di Risparmio di Savigliano, la Vita Nova, l'SBS per l'utilizzo dei giochi di oggi e per comunque la professionalità nella tenuta nei campi da gioco, che credo siano perfetti. Ci sono veramente poche società, sono veramente bei giochi società dove si possano contare così tanti giochi in così belle condizioni. E soprattutto tanti, ma poi è bella proprio la location, ci sono i platani che fanno ombra, un bar, anzi due bar, un deor bellissimo, cioè ce n'è veramente per tutti i gusti. Tra l'altro siamo in mezzo a un parco, sì, dove la gente corre, cammina, prende il sole, dove c'è il verde, un parco grandissimo, e poi abbiamo i giochi per i bambini, c'è il calcio. C'è il campo da calcio qui dietro, lo stadio, insomma è un comprensorio dedicato completamente allo sport e al benessere, e questo ci fa vedere che comunque, e le bocce essere in un contesto come questo vuol dire che le bocce erano uno sport, le bocce erano veramente un bellissimo sentito, sport, sì. Ed era un bellissimo sport. Ora forse si è rovinato un po' il fatto di non più vedere lo sport in generale come un'aggregazione, come una cosa per le famiglie, come un'aggregazione con gli amici, ma lo sport per un punto di arrivo per il semplice guadagno. Esatto, purtroppo siamo troppo legati alla vittoria, alla busta, alla medaglia d'oro quando si vince il primo, alla coppa, si preferisce retrocedere anziché avanzare. È un po' uno sport anomalo il nostro. Sì, come si suol dire, come dicono i giocatori da bocce, sono un po' tutti suonati. Sì, compreso noi due. E noi ne siamo la conferma. Puoi dirlo. E mentre abbiamo visto Chino all'accosto con un'ottima boccia leggermente lunga, una decina di centimetri dietro pallino. Vediamo Barbero con la sua boccia. Sembra ben giocata. Sembra ben giocata, sì. Ed è molto ben giocata. Ha preso. In 7 anni siamo passati da 1800 società di bocce in tutta Italia a meno di 800. Questo ci fa capire quanto... Poi il numero dei tesserati è dimezzato, come tutti sapete, è anche per questo che... Vuoi per l'età media elevata, vuoi per una cosa o per l'altra... Ma sì, ma anche la cultura che è cambiata. Quello lì fa molto, anzi fa tantissimo. Certo è che nel frattempo abbiamo visto alla boccetta Gualtiero Lerda. Certo che tutto fa, e prima sentivo i commenti, dicevo, io era un po' di tempo che non seguivo le bocce, un po' per il lavoro, un po' per la famiglia, e mi rendo conto che 2 anni che non vengo in un campo da bocce, sono venuto oggi e ho rivisto le stesse facce, non una persona a me sconosciuta. Questo vale a dire non c'è ricambio generazionale, non c'è un nuovo appassionato di bocce che si mette a giocare, non c'è un giovane che si mette a giocare, e questo fa sì che il movimento pian piano vada spegnendosi, e tutto ciò è dato dal fatto che oramai se non giochi a calcio, se non giochi a basket o qualsiasi altro sport, il movimento, tra virgolette, sei uno sfigato, tra virgolette, ma sì. Non te ne nascondersi dietro un dito, sei un vecchio, perché le bocce sono ancora viste come lo sport dei vecchi, e questo è cosa che non è, perché comunque le bocce ci va molta qualità, un gioco tecnicamente e anche psicologicamente molto difficile, forse è uno dei giochi più difficili, anzi uno degli sport più difficili di tutti.
Io mi arrabbio tantissimo ogni qualvolta vedo in televisione immagini di bocce, perché a volte le trasmettono, Certo. cioè non partite, ma sto pensando Sto al Barbero la TG, bocciata colpita. al TG che fa vedere le bocce e parlano sempre, cioè inquadrano sempre giocatori di bocce anziani, magari oltre gli 80 anni addirittura. Perché vanno nella bocciofila il pomeriggio che è frequentata da giocatori anziani, non fanno mai vedere le gare, Le staffette, staffette Tipo o queste cose qua. C'era stato anni fa il record dell'ora di Ruggero e Mongiovetto, se non sbaglio, Sì. Anni fa, ed era una cosa che poteva essere benissimo ripresa, una manifestazione che Assolutamente, poteva ma essere in Francia tutti gli anni ci riprovano. E non è stata neanche, non ha avuto nessun risalto né televisivo, No, ma né sui assolutamente. giornali, né nulla. Erano anche gli albori, Era la prima volta che veniva eseguito il record dell'ora. Il record dell'ora, ve lo ricordo, è una staffetta che dura un'ora. E dove ci va una preparazione atletica mostruosa, quindi ragazzi ricordiamoci che non è uno sport da vecchi, ma oltre a quello le specialità e non è mai stata riprovata in Italia, mai, mentre invece è stata riproposta, ma molte volte in Francia, dove in Francia l'ultima volta c'era Canal Plus, ok, che è come la nostra Rai 1, che ha trasmesso, non so se in diretta o in differita, l'intero record dell'ora con tutta la manifestazione attorno, ma basta vedere avevano messo la rotaia lungo il gioco con la televisione che andava avanti e indietro e non nel frattempo ti interrompo, scusa, abbiamo visto Mauro Barbero Laccosto con una boccia perfetta, un biberon. A me quello che fa rabbia di tutto questo discorso è che ogni qualvolta trasmettono le bocce in televisione sono abbinate o al gioco delle carte o all'anziano che beve il bicchiere di vino. Esatto. Ecco. Questo mi fa veramente rabbia. Detto molto terra il discorso è quello. Certo, quindi il giovane che già ha molti preconcetti, si vede poi ancora in televisione quelle rare volte che vengono trasmesse le bocce abbinate al giocatore anziano o al giocatore che beve, è chiaro che poi perde ogni attrattivo il gioco delle bocce. Il gioco delle bocce è un gioco anche per giovani. È un gioco per tutte le età, è un bellissimo gioco. C'è il giocatore forte di 70 anni come c'è il giocatore forte di 15. Nel frattempo abbiamo visto Gualtiero Lerda alla bocciata leggermente corto. È chiaro che ad alti livelli il giovane emerge di più sull'anziano perché le gare sono lunghe, estenuanti. Esatto, però un'altra cosa che volevo un'altra lancia che volevo spezzare a favore del nostro gioco, che comunque non è così semplice atleticamente tenere un giorno intero di gara. Sono 2. Quindi non è così specialmente se si fa il bocciatore. Certo. È un gioco dispendioso, un gioco che ti chiede molta concentrazione, molto sforzo fisico, non è così facile come può sembrare. Alla fine il gioco del pallone ti alleni tutta la settimana, poi giochi 90 minuti, poi hai finito. Magari 90 minuti di meno. Certo, sono 90 minuti intensi, però. E quello lì, la differenza del gioco delle bocce è quella che è mal visto. Intanto Chino gioca una bellissima boccia, ma non riesce davanti a pallino, non riesce a prendere il punto alla boccia di Barbero, quindi rimane Barbero Enrico con una boccia in mano. Sì, il punto della Marenese e Barbero con una boccia in mano. Molto difficile, che ne faccia 2. Dovrebbe giocare un 10. Se non un 11 come si dice. Voilà. Non è mal giocata, però scende, stando basso prende la schiena al contrario. 5-2. Il parziale si porta del 5-2, 50 minuti di gioco. E poi tutti coloro che ci seguono sono ovviamente
Nel frattempo, Sì, giusto sì, per sì. continuare con il nostro discorso, abbiamo sentito dei ragazzini di 12-13 anni passare sotto qua nel parco con tra virgolette uno sfottò ciaplu ciaplu bucin, Ok. come giusto per continuare il nostro discorso di prima. Certo, veniamo addirittura preso in giro. Che poi Questo il gioco delle bocce è bello da vedere ed è bello da giocare. come ti ho detto prima, è uno degli sport più difficili che ci siano. È anche bello da commentare. Oh sì, è molto bello da commentare. Non sempre, perché a volte è vero ci sono delle partite che io per Noiose. primo definisco noiose. Però è anche vero che ci sono delle partite che invece Le partite di ti alto livello sono entusiasmano, sempre cavolo. belle. Vediamo Mauro Barbero all'accosto. Pallino leggermente oltre il metà quadro. Io ho visto- no, un metro dall'ultima riga. Io ho commentato partite dove mi emozionavo, semplicemente a commentare. E mi scaldavo come se fosse un giovincello che Boccia che brutta. veramente No, mal giocata. no, questa è veramente veramente mal giocata, cortissima. A circa 1,80 m da pallino. 1,80 m, dai. Per non dire 2, dai. No, mal giocata. Sì. Gli è rimasta in mano. Gli è rimasta in mano, come si suol dire. Vediamo Vittorio Chino all'accosto. Che non fatica a prendere il punto. No, anzi va discreto, un punto a 60. 55. Prendibile, dai. Sì, prendibile, ma essendo già il pallino ben oltre metà quadro, già una discreta boccia. E poi tra l'altro invece vedo tantissimi giovani. Sì, ci sono moltissimi giovani, tutti amici di, Sì, di tutti Diego. immagino, essendo un memorial dedicato a Diego. Questo fa capire quanto era ben voluto questo ragazzo. Una persona veramente di cuore, veramente d'oro. Vediamo Barbero di nuovo l'accosto, un'altra boccia mal giocata. No, mal giocato anche Un questo. tiro brutto a 47 minuti dalla fine sul 5-2, due bocce del genere scoraggiano un po'. compromettono molto l'esito della mano. Anche il figlio non è molto contento e vediamo se si riprende con questa terza boccia. Tra gli altri nomi adesso mi dimenticavo anche Zucca stamattina, molti Sì. altri. C'erano delle nostre zone dintorni, i più forti c'erano praticamente tutti. Ressi anche. Questa Qua è una boccia è discretamente migliore, ben giocata, ma non prende. non prende. E vediamo Barbero. Infatti chiede di uscire. Barbero veramente in difficoltà, che chiede di uscire. Adesso Barbero ovviamente boccerà. Boccerà. E poi vediamo. Vediamo cosa deciderà di vedremo. fare. È un tiro cruciale per lo svolgimento della partita. Eh sì, perché se colpisce un po' di fiato lo prende, però se sbaglia È sotto pallino e se lo sbaglia la partita, partita ha una piega sì. molto difficile. Prende una piega veramente difficile. È un Barbero in bocciata intanto perfetta. la boccia la colpisce. Adesso vediamo se chi non lo prende direttamente con questa prima boccia. Se decidono di bocciare la boccia corta di non Barbero, sarebbe male di padre bocciarla, Barbero. perché comunque è in direzione. Non è irresistibile, però è in direzione. È una di quelle bocce che uno rischia di imballare. 5 bocce contro 2, infatti. Ma non lo so, se bocciano andranno a punto. No, tirano alla costa. Vogliono fargli bocciare il pallino. Sì. Però io a mio modesto parere Sì, beh, a 45 minuti dalla fine è massacrante. Se avendo 5 bocce contro 2 e essendo sul parziale di 5-2
Sarebbe una bella botta. Avrei bocciato io. Sì, Perché- loro sono tranquillamente in vantaggio, perché potevano bocciare. non è così semplice, infatti, Voilà. imballa quella corta. Imballa quella corta, come dicevo. cadono nel tranello. Si sono parlati un attimo per decidere se giocarla da contro il filo o da in mezzo al gioco, proprio per le bocce di Barbero che erano in mezzo a canale. Adesso l'Erda ha alzato gli occhi al cielo, come per dire, in parte anche colpa mia. Sì, dovevo bocciarla. E adesso niente, sono vanno a obbligati punto. di nuovo andare all'accosto. Peccato una mano cruciale così l'avesse presa col primo punto oppure bocciato. E poi preso subito dopo perché Beh certo, dopo devono andare a punto, chiaro. però obbligava molto probabilmente Barbero al pallino. Esatto. Mentre invece così questa è la gioca più alta. Eccolo lì, va proprio a imballare la boccia, proprio piena. Io continuo a dire che quella boccia lì era da bocciare. Assolutamente, erano in vantaggio poi. Potevi addirittura sbagliarne una. 5 bocce contro 2 e 5 punti a 2 di parziale. Adesso vediamo adesso si complica la cosa, adesso l'Erda non può più bocciare. Si complica la mano perché adesso bocciare non può più bocciare, deve prenderlo. Sono ancora in boccia, però. Sono ancora in boccia, ma deve tirarle tutte e tre perfette, ovviamente sempre se Barbero colpisce. Però comunque non è un posto così semplice con quelle bocce in mezzo canale. Vediamo l'Erda all'accosto. Boccia che mi sembra leggermente bassa anche. Ai. Mano cruciale che poteva essere Mano una cruciale che poteva mazzata. essere la mazzata, la svolta della partita. E invece si gira in favore della coppia Barbero che adesso sono in boccia con punto per terra. Sì, 2 bocce a testa, punto per terra della Marenese. Maglia viola. Giusto per ritornare al discorso di prima che ti dicevo che le bocce è uno sport difficile dove bisogna stare concentrati, dove bisogna usare anche la testa psicologicamente. E non è semplice, questa qua è una dimostrazione, un tiro che poteva dare la svolta alla partita, se svolto in una certa maniera è stato giocato in un'altra e questo ha portato l'ago della bilancia a favore dell'avversario. Esatto. È un gioco che non è semplice come sembra. No. Una scelta o un'altra possono variare l'andamento di un'intera partita. Allora intanto l'Erda la gioca a punto e sembra. Oh, non l'ha preso. Scuote la testa, Chino. No? Ma non prende? No. Leggermente alta. La alta si è tenuto alto per non imballare le altre. E non ha preso. Ai. Un tiro che, come dicevi te prima, Albi poteva essere la svolta della partita. Non so se è mancanza di coraggio o non lo so qual è, o forse troppa fiducia nei propri mezzi. Sembrava un punto prendibile. Per un punto molto prendibile, è comunque come ha giocato fino adesso Chino, molto probabilmente credeva di prenderlo ad occhi chiusi. Questo può anche essere mancanza di concentrazione, hanno tirato quello che vuoi, fatto sta che è pesata molto questa cosa, perché molto. Il punto rimane sempre in terra della Marenese. E adesso Gualtiero gioca l'ultima, imballa di corta. nuovo. Quindi punto per terra e 2 bocce in mano per la Marenese. Pensate, erano sotto di 4 bocce. Erano sotto di 4 bocce. E qui hanno la possibilità addirittura di metterne. Bocce, di 3. Hanno addirittura la possibilità di metterne 2, 3. E riportarsi in partita. In parità andrebbero 5-5. Adesso è chiaro che metterle tutte e 2 magari non è facile. Non è così semplice. Abbiamo visto comunque che le bocce dell'Enviese, le bocce tirate dall'Enviese non sono state così. Sembrava quasi deciso la finale, invece tutto riaperto. Intanto accorcia le distanze, perché già vanno sul 5-3, ancora 2 bocce in mano. È un punto praticamente è invendibile. È invendibile, 1 su 2 Enrico la mette. Boccia che sembra ben scagliata. Anche lui è basso. Anche lui imballa la boccia di suo padre.
E si chiude ancora di più il passaggio. Sì. A questo punto aggiungerne una la vedo dura. Ovviamente continuare a giocare di taglio la boccia per non E rischiare. anche in questo caso qua aggiungere una boccia adesso, aggiungere un Era punto decisivo. è decisivo. Non aggiungerla dà fiato agli altri. E Vuol dire, aggiungerlo porta il fiato sul collo, come si dice. esatto, aggiungerlo porta il fiato sul collo. Voilà. Vediamo Barbero all'accosto. Questa è ben giocata, però, Boccia ben giocata però in passa balla. in balla niente. Come hanno detto, 5-3. 5-3. Diciamo che con l'andamento della mano è una. Sì, sì. È un punto trovato. È un punto trovato, però non è. Si poteva fare di più. Tirano un fiato, un sospiro gli avversari. Quindi subito pallino al massimo. Siamo un quarantino di noi. Tutti cartellari. Nel frattempo vediamo Barbero Mauro all'accosto. Boccia ben giocata, un'ottima boccia. Sì, anche perché siamo sulla riga del massimo. Ho giocato una boccia Molto ben giocata. non 4 ma 5 dita dal pallino. Vediamo che Gualtiero Lerda non boccia, decide di far accostare Chino. Sì, ma lì ci sta a non bocciare. Se all'inizio della mano la boccia, Non so. come si dice, si mette la boccia davanti, anche magari 50, anche se non prendi il punto, poi bocci. Se si tira lunga però si spreca una boccia. Quello è chiaro. Comunque la boccia di Chino è corta, molto però. corta, mal giocata. No. Una boccia Non mal va a giocata. bocciare l'Erda, invece ci va. Sì. Ci va lo stesso. Un po' col ghigno, Sì, diciamo che gliel'ha fatta tirare sperando in qualcosa di più. Sì. Diciamo che sperava che gliela mettesse lì davanti a 50 dal pallino e poi bocciava con molta più tranquillità, se non addirittura che lo prendesse, Sì. obbligasse gli altri a bocciare, magari carambolare. Con una bocciata con un punto imballato. Vediamo Gualtiero Lerda in bocciata colpita. Ottima bocciata. E quindi Mauro Barbero adesso andrà in accosto. Ricordiamo tra l'altro, scusa Fai. Albi, i risultati di quest'anno. Ricordiamo che i finalisti di quest'anno, quest'anno ha vinto il suo primo titolo italiano di categoria A nel combinato, nella specialità del combinato, e il giocatore Lerda ha perso la semifinale dei campionati italiani di categoria B individuale. Questo per dirvi il livello di quest'anno, di questa gara, oltre ai prima citati vari nomi di ottimi giocatori.
Nel frattempo abbiamo visto Sì, Barbero ha giocato Lacosta, bene. una boccia ben giocata, leggermente lunga, ma 30 dietro pallino, infatti l'Enviese si appresta all'accosto. Vediamo una boccia la giocata gioca da meglio. Chino, perfetta, prende il punto imballato. Una bella bocciata questa, quella di Una Barbero. bocciata impegnativa per sì. Barbero sulla riga del massimo, per usare gergo veneto a 17 come dicono loro. Dicono così. Mi sembra che dicano così, se non dico una cavolata. Fatti confermare. Di un Barbero in bocciata, colpita, carambola purtroppo. Rischio c'era. Una bocciata ben tirata. La carambola era molto 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 probabile. E quindi niente, vanno nuovamente in accosto. Certo, vediamo Punto in terra il Papa Barbero, come se posso chiamarlo così, Mauro Barbero all'accosto. Boccia che sembra ben scagliata, No, ma lo è. ben tirata. Vediamo Chino all'accosto. Mi sembra ben giocata la boccia, Paura che stia un po' larga. leggermente bassa. Quanto sono? 2 bocce pari? Sì, due bocce pari, due bocce Enrico e due due bocce bocce Lerda. Allora la boccia, sì. Ok. Anche se... Ma, oddio, si è fermato, Forse attendeva semplicemente che il compagno finisse di segnare la boccia. Sì. Ci ha pensato un attimo. Sì, comunque ci ha pensato, un attimo. Non era proprio convintissimo, ma la scelta giusta secondo me. Vediamo Lerda imbocciata. Colpita. E la colpisce. Ottima bocciata, una bocciata non facile, leggermente imballata. E comunque rimane un punto Un punto a 50, non così semplice. non così semplice, Non è detto che lo prendi subito. Anche se adesso appunto comunque se non vado errato è un campione del mondo, Enrico Barbero. Sì, è stato Quindi... 2 volte forse campione del mondo, una sicuro con Gigi Grattapaglia, mondiali under 23. Quindi non è che stiamo parlando di un personaggio alle prime armi, No, stiamo parlando di un ottimo giocatore. Vediamo Barbero all'accosto. In balla però. In balla. E quindi ne rimangono ancora 2 in terra per vediamo anche Mauro Barbero che tra virgolette redarguisce il figlio dicendogli che la boccia bisognava alzarla di più. Hai tutto lo spazio sopra.
Marinese fallisce la seconda possibilità di andare a di pari. aggancio. Sì. È già la seconda volta che gli viene data la possibilità di tantomeno almeno portarsi sul pari. Vediamo se porterà almeno a casa la cucita. Intanto ne hanno 2 in terra gli altri. Con una boccia in mano. Se Barbero leva. No, questa è ben giocata, deve Boccia ben costringere, giocata, perfetto. costringe l'erda alla bocciata, deve colpire per cucire. Vediamo che Barbero si dispera per la boccia precedente. È un errore. È un errore. Un errore non grave. Non grave, però pesa. Pesa, perché imballa la boccia corta di Chino e lascia con 3 al trucco l'erda. Vediamo l'erda e la bocciata, una bocciata pesante, una bocciata importante, che porterebbe sul 7-3 il parziale a mezz'ora dalla fine. Buona, no? Ah, non Colpita. buona. No, non buona. Non buona? No, ha battuto sulla riga. Infatti ho atteso. Dal rumore mi sembrava buona. Quindi la Marinese si porta 5-4. sul parziale di 5-4 a -1 dall'Enviese. Beh, questo deve finire un errore, non lo è, ha semplicemente sbagliato una bocciata. Corto, neanche sbagliata. È un errore invece, Sì? Albi. Una bocciata importante, una Certo. bocciata che portava sul parziale di 7. Sì, ecco, però non è un errore di strategia come poteva essere quello No, di prima. non è un errore di strategia chiaro. come la mano prima, ovviamente. Sì, Chiaro, sì, sì. ha sbagliato una bocciata comunque decisiva. Un errore tecnico, non un errore di gioco. Certo che a questo punto qua pesa. Pesa sì, perché adesso sul 28 pari siamo 5-4 e 28 esatti dal termine. 28 dal termine. Vediamo Barbero all'accosto. Boccia ben giocata da Barbero che si piazza 25/30 davanti a pallino, infatti Sì, l'Erda si appresta alla bocciata. Subito un bocciato l'Erda. Vediamo l'Erda che si appresta alla bocciata. Leggermente storta, sfiorata. Vediamo Chino all'accosto. Boccia ben tirata, leggermente larga. Credo che l'Erda si riappresterà alla bocciata, infatti così è. Altro piccolo aneddoto, se me lo permetti, Aldo. Gualtiero Lerda
Un ex giocatore di petanca, un ex giocatore Ma di, ex? di categoria A. Ok, non è ex perché gioca ancora. Giochicchia ancora, poco colpita. Nel frattempo la bocciata di Lerda. Beh, per fortuna abbiamo un giocatore di petanca che è passato al volo. Sì, il 90, anche Perché se sta non il succedendo 90, la molto- maggior parte dei giocatori del volo che passano a petanca. Petanca che tra l'altro È sta un movimento che sta risalendo risalendo molto. molto. Sì. Vuoi anche per molto trascinato dalla Francia, Vuoi quello, vuoi anche la facilità di gioco in qualunque posto. assolutamente. Vuoi anche È molto più economico a livello di spesa. di spesa, ma proprio di molto, gioco, ed è molto di più campi, ed è molto più veloce. ma anche di regolamento, Sì. più veloce. Forse, Poi deve piacere o no, forse attrae la sua semplicità. Nel frattempo vediamo Barbero all'accosto. Voce leggermente Però io ti corta, posso garantire, se mi ventilata. permetti 30 secondi di Dimmi, uscire, dimmi, vai ecco, pure. io posso garantire che sono 5 anni, se non 6, che vado a fare le ferie in Provence, in Francia, Costa Azzurra per intenderci, e ti posso garantire che in ogni piazza di ogni città, che sia grande o piccola, che sia il paesello sul lungomare eccetera, tutte le sere, tutti i pomeriggi si gioca a petanque nella piazza principale del paese, non stiamo parlando di... Quindi la sera tu esci, ti fai il tuo giretto sul lungomare, Nel frattempo abbiamo visto Barbero in bocciata colpita. ti ritrovi il gruppettino di ragazzini, di gente di mezza età, donne, anziani, tutti che giocano a petanca nella piazza principale del paese. Sì, quindi non con la paura di passare tra virgolette per Ma assolutamente, sfigati. ma assolutamente. È un po' come il giocare a bocce sulle spiagge. Se tu giochi a boccette sulle spiagge, quelle che compri a 5 euro e le regali ai bambini, nessuno ti ride dietro se fai questo gioco, giusto? No, Benissimo. Loro hanno la stessa identica concezione, si gioca con il bambino come tu giochi in spiaggia col bambino, insegnandogli ad andare vicino al boccino, certo. ok? Al bambino di 4-5 anni. Benissimo, lì è la stessa identica cosa, solo che giocano su un campo tracciato da petanque e tu a qualsiasi ora del giorno ti ritrovi frotte di... Ma io ho fatto una foto, tanto che non vediamo l'accosto, la boccia va mal un po' tirata, lungo. lunga. Ho visto nella piazza principale, proprio sotto la ruota panoramica del paese Le Lavandou, dove c'è la lavanda, famoso per questa cosa, e si chiama proprio Le Lavandou, questo paese ho contato 24 giochi da petanque in una piazza come questa con i platani, a sino 20 metri dal mare, di fronte a tutti i bar, quelli belli da fighetti, un po' tipo Saint-Tropez, tutti i bar da 10 euro a un ghiacciolo, con il budello che passava, quindi frotti di turisti eccetera, e tutti che giocano a petanque. Questa se non è una cartolina da cui prendere esempio. Esatto. Ma basta dire che, vabbè, un esempio. Per farti mi sono fermato la sera, abbiamo mangiato cena, ci fermiamo la sera, hanno sfruttato 4-5 giochi. Nel frattempo all'accosto prende. Sfruttano 4-5 giochi, montano un palco per fare un concerto, hanno iniziato il concerto, ci saranno state 60, 70, 80 persone a vedere questo concerto, ok? E dietro queste 50-60 persone gli altri giocavano a petanque. Stiamo parlando di Francia, a 100 km in linea d'aria da qua, non stiamo parlando certo. di Australia, ecco. Certo. Nel frattempo vediamo Chino all'accosto. Veramente è la cultura, ben giocata. è la cultura del sud della Francia che è diversa dalla nostra. Ma questo ma basta dire che è il risalto del titolo mondiale che ha vinto Rizzi l'anno scorso o dell'ultimo War Games. In Francia ha avuto un certo risalto, una certa risonanza nel mondo boccistico. Sono anche molto più bravi a fare promozione. A fare promozione nel loro mondo boccistico, cosa che nel nostro forse i giocatori
medio. Commentala tu questa bocciata, perché Una bocciata ben tirata da Barbero, che però carambola, sì, però non carambola capire... nella sua boccia, ma con un cic-ciac fa suo, anzi addirittura credo due, la boccia più non so, laterale credo quella sia là di Barbero, anzi sì? sono sicuro sia di Allora sono Barbero 2 della punti. bocciata. Fanno molta più promozione. Mi ricordo di gente che vince una medaglia d'oro ai mondiali, l'anno dopo viene messa sui cartoni pubblicitari in centro paese o sui camion. Mi ricordo Fabien Amar, Grail, La Postà, tutta gente che ha vinto medaglie d'oro e tutta gente che poi viene ricordata per anni. Questo per dire quanto fa il movimento boccistico francese di sponsorizzazione nei confronti delle bocce. Intanto Gualtiero Lerda all'accosto sì, prende un bellissimo punto, prende. rimane una Adesso boccia. misurano i 2 punti di prego. Se sono veramente 2 o no. Sì, non ho capito se ce n'è 2 intero o no, ma fatto sta che Barbero va a bocciare. Barbero alla bocciata per portarsi sul o 5 o 6 a 4, Sì, o 5 pari o 6 a 5. Non abbiamo capito se dalla misurazione è messo che ci sono 2 punti interi o no, ovviamente bocciando e colpendo. Colpita. Colpisce, adesso così possiamo vedere se ce n'è uno o solo 2. Credo Due, siano ci dicono 2. Infatti 2. E la Maranese passa in vantaggio portandosi sul 6 a 5. No, comunque sono 5 anni che vado in Francia e sono sempre piacevolmente colpito dal fatto che quanto si gioca. È uno sport per tutti. Ma sì, è uno sport per tutti, che poi secondo me, tu hai detto Rizzi ha vinto la medaglia d'oro, Rizzi ha fatto il record del mondo, eccetera. Vero, ma io sono in parte convinto che molta di questa gente che gioca a pétanque in Francia, e lo fa magari così anche solo d'estate, manco sappia chi è Rizzi. Probabile. È questo che ti voglio dire, o manco sappia chi è la Croix, quello sì. francese, ok. O Rocher, Dylan Rocher, campionissimo francese, eccetera. Nel frattempo vediamo Barbero all'accosto. Ripeto, secondo me intanto gioca benissimo Barbero. Leggermente lunga, ma sì, tocca il pallino, la fa diventare un po' più bella ancora. Anzi, bellissimo. E quello che ti voglio dire, è visto talmente in modo naturale che sia una cosa normalissima come voilà. Giocare a pallone tra i bimbi al parco. Voilà, tutto lì quello che voglio dire. Tant'è che io, che non gioco magari a bocce mai, la sera ti prendi le boccettine da pétanque, vai devo scendere le scale e fare 10 metri, ho il campetto da pétanque con 2 giochi e io passo la sera a giocare a pétanque con mia moglie. Vediamo Gualtiero Lerda alla bocciata. Colpita. Anni fa, anzi solo fino all'anno scorso, si è tentato col beach bocce, secondo me come direbbe Fantozzi, una cagata pazzesca. Si è voluto spingere per 3-4 anni in quella direzione, è stato un flop clamoroso, ma perché non era la cultura giusta di esportare le bocce nelle spiagge, non era quello il metodo valido. La cultura giusta delle bocce è di portarlo nelle scuole. Ci sono diversi, secondo me la vera cultura delle bocce nasce dalle famiglie.
Anche, certo. Cioè io ho imparato Forse ho imparato a giocare a bocce perché mio padre giocava a bocce, mio nonno giocava a bocce, i miei zii giocavano a bocce. Ma perché una volta le bocce, una volta non c'erano tutti questi support qua, o si giocava a pallone o si giocava a bocce. Hai ragione, ti do perfettamente ragione, però è anche vero che mio padre, mio zio e i miei nonni non giocavano a pallone, giocavano a bocce, tutti giocavano a bocce. Ma perché una volta era lo sport nazionale. Adesso, e sono ancora tutti vivi, a parte mio nonno, non giocano più a bocce. C'è solo più mio padre che gioca a bocce, i miei zii hanno smesso tutti. È quello che ti voglio dire. È cambiata proprio anche nella cultura di mezza età, è cambiato il gioco delle bocce. C'è chi si è specializzato, per esempio tipo mio padre, che ha comunque sempre continuato a giocare, c'è chi invece ha smesso. E purtroppo di quella fascia di età lì, quella che andava dai 40 ai 60 anni, hanno smesso in tanti. E quindi per forza di cose questi neogenitori non hanno insegnato ai figli. Certo. I figli quindi mancano. Ma d'altronde tantissimi giocatori di bocce che ci sono ancora adesso, secondo me i figli non li hanno mai portati dentro una bocciofila, quindi è colpa anche dei giocatori attuali delle bocce. È difficile, ma anche perché vedono, Ma certo, vedono chiaro. l'ambiente della bocciofila, un ambiente non adatto a un bambino. Poi nel frattempo vediamo Barbaro la bocciata dopo un ottimo accosto di Chino, colpita. Poi va detto che una volta non c'erano i cellulari e Sì. c'era molto più tempo a disposizione per fare qualcosa, mentre invece adesso quando vuoi fare qualcosa prendi in mano un telefono e tutto quello che vuoi sul telefono. Una volta queste cose qua non c'erano i videogiochi, non c'erano i cellulari e non c'era Facebook e tutte queste. Tutto. Anche se questi strumenti si potrebbero usare per dare risalto alle bocce. Nel frattempo vediamo Chino all'accosto. Sembra corto. Comunque è sceso molto il livello in queste ultime 2 mani. Sì. Il livello di gioco è sceso parecchio, sia per la stanchezza sia per il fatto che la giornata è stata lunga, eccetera. Sia forse perché la partita, essendo tirata, si gioca con meno scioltezza gli ultimi tiri. Tanto mancano 12 minuti. E la Marinese è sul parziale di 6-5 6-5. in boccia. Però ricordati sempre di quella mano dove stavano vincendo 5-2. Sì, quella mano lì è stata fondamentale. Vediamo Chino l'accosto. Quanto cambia, Boccia ben tirata. quanto può cambiare il gioco per una scelta sbagliata o comunque un mancato coraggio. Vediamo Mauro Barbera all'accosto. Boccia ottimamente tirata. Un po' Barbera corta. ben giocata. Sì, no, Boccia ben giocata, ottimamente. chiaro. E quindi il figlio andrà a bocciare. Non ce l'ho. L'ho sotto in macchina. Boh. Fabio ha fatto danni col Fa tutto lui. telefono. Vediamo Barbero alla bocciata. Segna la boccia Segnano anche il pallina. pallino. Male non fa. Anche se è una regola che secondo me andrebbe tolta questa. Perché? Comunque una bocciata Bella sbagliata bocciata di Barbero. ti può portare un vantaggio. E quindi va contro l'abilità, ecco. Ho capito, tu dici il pallino va segnato solo se Solo dichiarato. se lo dichiari, non. Vabbè, già che ci sono segno anche il pallino. Così se batto corto.
posso far gioco. Sì, È una regola che secondo me questa invece andrebbe rivista, però non sono questi argomenti da forum come a volte si discute così per rilanciare le bocce, ecco. Anche se i problemi secondo me sono alla fonte, non sulla virgola del regolamento, quella che citavo prima. certo. Non è il cambiare la regola del pallino che fa tornare i giovani a giocare alle bocce, ecco, in buona sostanza. Sì, vediamo l'Erda nel frattempo l'accosta una boccia corta. Se proprio è per dare un po' di speranza, ecco, forse accorciare i tempi del gioco delle bocce del volo, Sì, ridurre il tempo della partita in buona sostanza, questo sì. Forse tanti tempi morti e diciamo che però il gioco delle bocce è sempre stato, tra virgolette, lungo. Cambiare... sì, lo so, no, assolutamente, ci sarebbe la rivoluzione, la tradizione è troppo, c'è una cultura troppo tradizionalista nelle bocce. L'Erda all'accosto. Io stesso Una boccia rinnego importante. grandi cambiamenti nelle bocce, sono il primo che non vorrei farli. No, non è passato, però stanno guardando, è qualcosa. Stanno guardando se la Marinese ha 2 punti per terra o 1. Boh, misurano proprio e non dicono nulla, quindi neanche dalle facce non riesco mai a capire se c'è il punto o non punto, se ce n'è 2. Penso una sola, Comunque vediamo Barbero all'accosto adesso. Vediamo padre Barbero che piazza Enrico. Enrico alza la boccia. no. Una Non boccia, credo. una boccia giocata proprio come voleva, non ha calato di nulla. Non so se è veritiero sta cosa. Sembrano lontano un po'. Sembrano un po'. No, non ce l'ho più, abbiamo cambiato. Per quello dico, non so quanto sia veritiero. È un anno che non le faccio. Intanto 7-5 per la Marinese, mancano 6 minuti, ultima mano. Ultimo tiro, dai. Sì. Beh, comunque un pronostico, anche se tu non l'hai fatto, durante la semifinale mi diceva che secondo te la coppia più forte di tutte in tutta la giornata era la coppia Barbero. Conoscendo i giocatori, conoscendo specialmente Mauro, Enrico è già conosciuto, altro che è un ottimo giocatore. Quindi anche se non ti sei espresso, vincerà la finale Tizio Caio, comunque Era una coppia che, con tutte le coppie che c'erano mi hai detto la coppia di oggi. Era una coppia che ambiva alla finalissima e che ambiva alla vittoria finale. Poi ovviamente ci va sempre un po' di fortuna oltre all'abilità, e hanno, oltre a espresso un ottimo livello di gioco, oggi hanno avuto anche quel pizzico di fortuna in più che li ha portati fino a qui, cosa che non guasta mai.
Vediamo Chino all'accosto. Boccia ben giocata. Sì, ben giocato, ben giocato. Perfetto. Andrà subito alla bocciata Barbero. La premiazione la fate qua sui campi o vi spostate come gli altri anni al bar? Credo la faremo Sì, perché poi c'è il rinfresco. spiazzo. Ok. Nel frattempo vediamo Barbero alla bocciata. Corto mi sa. Corta. Una bocciata mal tirata da Barbero, che fino a qui è stato praticamente impeccabile in bocciata. Sì, ne ha sbagliato quello là che era. Ha sbagliato un paio di bocciate. Quindi nuovamente in bocciata Enrico Barbero. Ripetiamo che salvo pallini, questo è l'ultimo tiro. Esatto. Mancano 4 minuti scarsi. Barbero in bocciata. Ai. Una doppia in un momento decisivo. Vediamo Barbero segnare pallino. È giusto? È un pallino importante. Se lo sbaglia molto probabilmente la finale si ribalta. Sì, perché poi non Di c'è nuovo- più possibilità di nuovo di. dall'altra parte a favore dell'Enviese. Non so, è un po' azzardato questo pallino secondo me. Vediamo Barbero alla bocciata. Era buona? No. Tirata Ai, è finita. Una tripla in un momento cruciale, un peccato. Era anche coperto quel pallino, è molto rischioso. Molto rischioso. Mal tirata comunque la bocciata. Sì, assolutamente. La bocciata doveva essere lunga o comunque la boccia colpita a legno, lui è stato corto, quindi una bocciata non ben tirata da Enrico. Che continuo a dire fino a qui è stato impeccabile, ha sbagliato una tripla all'ultimo tiro, inspiegabile. E quindi solo più 2 bocce in mano per la Maranese, 5 invece per l'Enviese, Sì, si ribalta tutto. Si ribalta tutto. Nonostante il vantaggio di 2 punti della Coppia Barbero, adesso deve succedere un mezzo miracolo per salvare questa partita. Sì. Sì. Dovrebbe capitare qualcosa di strano. Vediamo la boccia di Mauro. Che non è affatto mal giocata, non credo che prenda. No, è ben giocata ma di nuovo bassa. Però non è sotto l'altra boccia, è una bocciata comunque libera. E un tiro che molto probabilmente si poteva chiudere con, non lo so, con 2 punti in vantaggio sull'ultimo tiro così io non avrei rischiato il pallino, se devo essere proprio onesto. Sarei stato forse un po' più braccino corto, un po' più difensivo, non lo so. No, il gioco non è sbagliato. Lo so, però se sbaglia il pallino sono i due errori precedenti che pesano troppo nell'economia le 2 della bocciate mano. precedenti, certo.
Non lo so, ho trovato questo pallino un po' forzato, via. Lo sbagli hai perso partita. Ed era un vero peccato perché eri passato in vantaggio. Questa è anche ben giocata, ben addirittura giocata forse ha preso. di Barbero, di Mauro, che prende. E quindi niente, adesso Lerda non può sbagliare, adesso tocca a lui. Deve colpire questo del punto e poi colpire l'altro. Decide cosa fare. E poi metterne due. Decide cosa fare avendo anche il pallino da partita. Anche se Sono lì che studiano. Credo tirerà la boccia. Secondo me, ho il pallino. Secondo me segna il pallino, sai. Tira pallino. Ma tu pensa che devi colpire 2 bocce e mettono 2 punti per vincere la partita? Hanno solo 5 bocce in mano. Deve fare l'80% di risultato. Il pallino è un pallino rischioso. Il pallino è rischioso, se batti un pelo storto ti porti via la tua pulita, gli lasci 4 intero all'ora. Vediamo. Si è messo l'Italia. Gualtiero Lerda in bocciata. Stai tranquillo che pesa questo pallino. Bocciata mal tirata. Ha colpito la sua, ne lascia 2 intero all'oro. Però ha 4 bocce in mano. Sempre 4 bocce in mano. No, rimettono tutto a punto, rimettono tutto a posto, sai. Decidono di rimettere tutto a posto. Da come ho visto la bocciata di Lerda, credo abbia segnato pallino per la possibilità Ma lui ha tirato il pallino. di carambolo. È una bocciata mal tirata. Risegnano il pallino. Ha colpito nella sua, poi la bocciata poteva uscire addirittura sola e lasciava 3 punti per terra alla Maranese. Comunque ancora tutto da fare sta partita, perché come sempre questo memoria quelle finali non sono mai scritte fino all'ultima mano. No, è ancora tutta da giocare sta mano. Intanto il tempo è scaduto, avete sentito la sirena. Vediamo Lerda alla bocciata. Colpisce 3 pallino da partita. Bravo Lerda. Bel pallino. (8-7) il risultato finale, vince l'Enviese. Vince l'Enviese di Lerda e Chino. Noi vi ringraziamo e vi salutiamo. Assolutamente. Credo molto probabilmente ci rivedremo il prossimo anno. Io direi l'opposto, però poi magari mi lascerò di nuovo tirare, dai, non mai dire mai. È possibile. Arrivederci a tutti e buonanotte. Grazie Fabio per la collaborazione come al solito. E buonanotte a tutti e grazie per essere stati qui con questa diretta di Bocce in Volo dal terzo Memorial Diego Tortone a Savigliano. Grazie a tutti da Alberto e Fabio Mellano.